Il terreno di gioco del Teofilo Patini di Castellisangro in questo momento è vuoto e siamo arrivati anche alla metà di questo ritiro del Napoli qui in Abruzzo e dobbiamo capire un po' quello che va e quello che non va in casa Napoli con Rudy Garcia. Dopo il ritiro di Di Maro siamo arrivati qui a Castellisangro, seconda parte del ritiro estivo, 4 amichevoli a Taispor, Girona, Augsburg e Apollon Limassol per chiudere il ritiro, e le prime due amichevoli, così come i primi allenamenti che siamo riusciti a vedere, ci hanno raccontato delle cose buone e delle cose ovviamente meno buone. Partiamo da quelle lì positive, perché con l'avvento di Rudy Garcia in panchina ovviamente cambierà qualcosa nella modalità di attacco del Napoli. Ad esempio abbiamo visto tanti lanci anche in profondità, senza la manovra ossessiva che passava per il cerchio del centrocampo per servire Victor Osimhen. Il nigeriano, con le sue doti atletiche e tecniche, non può che essere una delle chiavi per la manovra offensiva di Rudy Garcia. Ovviamente le reti segnate contro la Taispor hanno messo in evidenza ancora una volta le doti del capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A, quello vinto proprio dagli azzurri meritatamente e con un vantaggio enorme. Dopodiché alle sue spalle scalpita Giovanni Simeone. Giovanni Simeone, anche lui è arrivato al gol contro la Taispor e con un rigore contro il Girona, anche l'argentino, il Ciolito, applauditissimo dai tifosi, è riuscito spesso e volentieri a mettere la firma non soltanto nelle partite amichevoli ma anche durante gli allenamenti, strappando comunque applausi da parte dei tifosi presenti qui negli spalti dello stadio Teofilo Patini. Il Napoli ovviamente aspetta di capire quale sarà la formazione ufficiale in vista del primo match di Serie A contro il Frosinone, distante ormai pochi giorni. Ovviamente nella squadra di Garcia, se ci sono delle cose che vanno bene, a fare da contraltare ci sono delle questioni ancora da sistemare. Andiamola a vedere assieme. La questione difensiva, perché ceduto Kim Min-jae al Bayern Monaco non è ancora arrivato un sostituto dal mercato. Si fanno sì tanti nomi, però in questo momento Rudy Garcia ha a che fare con Amir Rrahmani, con Juan Jesus e con Leo Ostigard, e proprio quest'ultimo contro il Girona è incappato in un erroraccio di disattenzione, in errore di posizionamento, e ha favorito il gol di Cristian Stuani regalando palla all'ex Regina davanti a Pierluigi Gollini, e quindi proprio la questione del centrale difensivo sarà una di quelle lì da sistemare al più presto per il Napoli, perché serve un quarto difensore per centrare le due coppie, e bisogna capire anche quale sarà il titolare in questo momento di Frosinone al fianco di Amir Rrahmani. Dovessimo puntare una fish tra Juan Jesus e Ostigard, diciamo che quest'ultimo con l'errore contro il Girona, diciamo che qualche chance l'ha persa, ma si potrà sicuramente far valere nelle prossime sedute di allenamento. Uno dei punti in questo momento da tenere d'occhio in casa Napoli è la questione infortunati. A prescindere dall'avvento del nuovo preparatore atletico Paolo Longoni, con i suoi metodi, le sue nuove metodologie ed esercizi che possono essere diversi ovviamente da quelli lì dell'era Francesco Sinatti, con Sarri prima e Spalletti poi, in casa Napoli ci sono diversi calciatori che non riescono in questo momento ad allenarsi purtroppo con continuità. Il primo ovviamente è Khvicha Kvaratskhelia, che è uscito al termine di Napoli-Girona con un ginocchio fasciato, trauma contusivo distorsivo da valutare, le condizioni ovviamente in aggiornamento, però l'abbiamo visto molto dolorante, l'abbiamo visto zoppicare molto visivamente davanti all'uscita del passo carrabile dei pullman, ma non è il solo. Non è il solo, perché Victor Osimhen non ha giocato il match contro il Girona per un affaticamento, non ha giocato nei giorni scorsi Stanislav Lobotka, che aveva chiuso anzitempo il match contro la Spal a Dimaro Folgarida, e è tornato soltanto adesso in campo proprio contro il Girona nel secondo tempo.
hanno avuto comunque anche dei problemini fisici. Mario Rui contro la Spalla di Maro, tornato soltanto negli ultimi giorni a correre in campo senza esercitarsi con il gruppo, nonché Diego Demme, lo stesso Elif Elmas, Stanislav Lobotka, Coli Sacco. Sono tanti i calciatori azzurri che hanno visto la loro continuità di rendimento e di allenamento essere interrotta da affaticamento muscolare. Nulla di problematico, per carità, anche lo stesso Giovanni Simeone al termine di Napoli a Taispor non era al 100%, però questa questione di condizione fisica ovviamente può portare a dei problemini non soltanto fisici, bensì proprio di lavoro in gruppo. Quindi bisognerà capire un po' e registrare i metodi di allenamento, di farli digerire al più presto, comunque ai calciatori che hanno dei fisici chiaramente provati dalla lunga e estenuante stagione in Serie A, in Champions e anche le nazionali fino al mese di giugno inoltrato. Chiaramente per lavorare al meglio, lavorare in gruppo al completo è la questione migliore, e Rudy Garcia ovviamente punta tanto su queste partite di avvicinamento a Frosinone Napoli per studiare al meglio quelle che saranno le rotazioni da sistemare, da oliare per bene nei meccanismi azzurri dopo la macchina perfetta targata Luciano Spalletti, che ha portato lo scudetto azzurro dopo 33 anni. Allora, qui proprio da Castel di Sangro ovviamente il campo è ancora vuoto, però bisogna studiare un po'. Ci sono delle cose che vanno in casa Napoli, ci sono delle cose che bisogna migliorare ovviamente, e poi ci sono i tifosi che aspettano di capire quale sarà il sostituto di Kim Min-jae, aspettano di capire se ci sarà un terzino destro nel caso dovesse uscire Alessandro Zanoli, aspettano di capire se Irving Lozano, che ha un contratto in scadenza tra un anno, non andrà a giocare in America, e se non dovesse rinnovare il contratto rischia De Laurentiis Dixit di restare anche eventualmente in panchina per un'intera stagione. E i tifosi del Napoli aspettano di capire un po' tanti punti interrogativi da sistemare, che necessitano di risposte, come anche il sostituto di Tanguy Ndombele, perché André Frank Zambo-Anguissa, centrale nel processo e nel progetto di Rudy Garcia, deve ovviamente avere un sostituto adeguato alle proprie caratteristiche, essendo stato uno dei più utilizzati finora nelle amichevoli in casa Napoli. Sono tanti temi da sviscerare in questa seconda parte del ritiro di Castel di Sangro. Hatayspor e Girona sono ormai alle spalle, arriveranno l'Augsburg e l'Apollon Limassol. Ovviamente tutto su Calcio Napoli 24. Lasciate un like, lasciate un commento, diteci un po' cosa vi piace di questo primo stralcio del secondo ritiro del Napoli a Castel di Sangro, cosa non vi piace. Scrivete un commento, lasciate un like e continuate a seguirci. Eccoci qui di nuovo. Buonasera cari amici di Calcio Napoli 24, di qui da Castel di Sangro, stadio Teofilo Patini, ottavo giorno del ritiro del Napoli qui in Abruzzo. Un saluto da Claudio Russo e da Marco Lombardi. Ciao Claudio. Allora, seduta chiusa
alle telecamere. Siamo in diretta qui dalla nostra postazione in tribuna stampa, ve la racconteremo dal primo all'ultimo minuto, in attesa ovviamente che inizino le danze. Caro Marco, siamo in diretta anche su YouTube, su canale 79 del Digilite Terrestre in Campania, Napoli e Caserta. In campo, prima di andare un po' alle notizie della giornata, in campo abbiamo una decina di giocatori. Quali sono? Andiamo a vedere. Sì, ci sono Russo, Davino, Obaretin, Ostigard, Lozano, Foloruscio, Simeone, Raspadori, Ostigard, Zervin, Meretta e Dasio. Che stanno facendo un po' di... E anche Contines. Di Lorenzo oggi compie 30 anni, quindi auguri anche al capitano azzurro, che come Politano appunto ieri ha fatto il compleanno Politano, oggi è il compleanno di Lorenzo, e quindi doppio compleanno in casa Napoli, che festeggia, diciamo, oggi questo allenamento pomeridiano a porte aperte con i tifosi che hanno già riempito tutto il settore distinti. È stata aperta anche la curva nord, quindi qualche tifoso è già entrato. Sì, nel frattempo, dopo domani, ricordiamo, c'era la terza amichevole del Napoli qui a Castel di Sangro contro l'Augsburg, formazione tedesca di Bundesliga. Entra Elif Elmas intanto. Rispondo a Zeman83, sì. Ma come mai non fare allenamenti? Non è una scelta nostra, lo ripetiamo per l'ennesima volta. È il Napoli che decide quando aprire le telecamere gli allenamenti e quando tenerli chiusi alle telecamere. Domani dovrebbe essere una giornata aperta, perché mattina ci sarà allenamento mattutino dalle 10, probabilmente saremo in diretta da qualche minuto prima, e perché poi nel pomeriggio ci sarà il riposo, ci sarà il concerto di Gigi D'Alessio nella serata a Castel di Sangro. Se siete qui in città potete ovviamente fare un salto, noi saremo presenti anche al concerto. Dicevamo poi domenica la partita, lunedì 7 potrebbe esserci da programma una nuova seduta aperta alle telecamere, quindi tutto in diretta video. Dovrebbe essere anche l'ultima fino al match dell'11 di agosto che chiuderà il ritiro di Castellsangro contro i ciprioti dell'Apollon Limassol. Ovviamente tutto con prepartita, live reaction, come è successo già per Napoli a Traispor e Napoli Girona. La notizia di oggi, tra un attimo andremo anche tra un po' andremo anche da Riccardo Nicotra, quindi chiedo anche al nostro Emanuele Bernardo, il candidato già che salutiamo, di andare a approntare il collegamento anche con lui prima che parta la diretta anche sugli altri nostri profili social. Dicevi, la notizia di oggi, in attesa di Riccardo, è sicuramente l'interesse degli azzurri per Nathan del Brigantino, questo difensore classe Brigantino. Sì. Bragantino. Il Bragantino. Il Brigantino è un piccolo brigante. Vabbè, ho confuso una vocale. Nathan De Souza del Bragantino, squadra brasiliana appartenente al gruppo Red Bull, quindi Salisburgo e quant'altro. C'è anche Politano entrato in campo, ma comunque tornando a Nathan, si tratta di un altro brasiliano come Murighi, i contatti dalle parti sono in corso. Nathan, un difensore di piede mancino, alto 188 cm, legato al club paulista da un contratto fino al 31 dicembre 2025. Quindi nome nuovo per la difesa azzurra, un altro brasiliano, ma onestamente non so se alla fine il Napoli punterà o meno su Nathan, anzi sono abbastanza dubbioso. Cosa ne pensate? Scriveteci, andremo a leggere un po' le vostre considerazioni nella nostra chat di YouTube, lo faremo chiedere anche a Riccardo Nicotra nei distinti. Se incontrate il nostro Ciro Novellino, mi raccomando, partecipate al Guinness World Records con il coro Sarò con te. Lui è tornato qui e qui a Castel di Sangro sarà anche domani, quindi se lo cercate in giro per la cittadina dell'Abruzzo trovate dove partecipate al Guinness World Records. A quanti video era arrivato? Sui 2000, dai, sui 2000. Deve arrivare a 5000, altrimenti aiutateci. Aiutatelo in tutti i sensi. Che gli fa più anche lui.
tra l'altro Riccardo Nicola dovrebbe essere in collegamento con noi, a breve dovremmo vederlo, mi dicono appunto dai distinti e da non solo. Vedo un cartellone lì, non so per chi sia dedicato, magari Dov'è? in alto a sinistra, proprio nell'angolino a sinistra. Sì, tra l'altro c'è un bel po' di vento, quindi questo striscione comunque bello, gonfio, sventola, così come le tante bandiere che comunque sono presenti anche oggi agli striscioni di alcuni Napoli Club presenti nel settore distinti dello stadio Patini di Castel di Sangro. Tanto vi invito a lasciare mi piace alla nostra diretta su YouTube, ragazzi, siete in 300, quindi lasciate like. Arriviamo almeno a 500, forza, sì, anche 500. a 1000, senza contare quelli lì che ci stanno guardando ovviamente in televisione. A 1000 io faccio il bagno nel fiume Sangro intero, non solo i piedi. Era fresco? Era ghiacciato. Come quello di Di Maro? Meno. Quindi okay. Di Maro si riserva. Allora era molto freddo, perché quello di Di Maro, io me lo ricordo, il Meledrio era totalmente ghiacciato. Vedete, tipo le vasche che usano i giocatori post partita, uguale, a 0 sì, gradi. Anche perché a Di Maro, credo l'abbiamo fatto anche quest'anno, che siamo andati a rinfrescarsi post allenamento nel ruscello al fianco del campo. Saluto a Mauro Mauri, prima i difensori asiatici, poi europei e ora i brasiliani, ci dice ironicamente. Beh, dipende, se sono di qualità possono venire da ogni parte del mondo. La speranza è che siano sempre di qualità e siano sempre della stessa qualità di Kim Min-jae. Assolutamente. Quindi da questo punto di vista bisogna avere fiducia nel reparto scouting, come bisogna avere fiducia nello staff medico, perché sono in tanti calciatori che si sono fermati per affaticamento muscolare e quant'altro, non soltanto qui c'è Kvaratskhelia, come avete visto nel nostro speciale in precedenza, prima del collegamento, all'inizio della diretta, perché stamattina Pierluigi Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Sì. André Frank Zamboghissà non ha svolto allenamento per un risentimento muscolare alla gamba destra. Qui c'è Kvaratskhelia, Colisacco e Victor Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, personalizzato in campo per Mattias Oliveira, piscina per Mario Rui, Zedadka e Gaetano. Siamo soltanto nella nota di stamattina a 1, 2, 5, 6, 9 giocatori impegnati. È chiaro che poi nella seduta non è che possano far parte chissà quanti giocatori che adesso stanno rientrando in campo. Gollini è ancora assente, quindi stato influenzale che prosegue per il portiere azzurro. Vedo invece forse è entrato qualche altro giocatore. Sì, Mattias Oliveira che penso vada in panchina. C'è Zilinski, Gaetano con Di Lorenzo. Entrambi si salutano. Vediamo chi sono quelli in più che sono arrivati in campo. C'è Gaetano, c'è Oliveira, sì. Rachmani prima era sceso in campo. No, entra in campo anche Rachmani. Passa Garcia e dalla tribuna si sente mister vogliamo vincere, quindi per il momento mister non vogliamo più infortuni. Sono davvero tanti. E parte il coro siamo noi campioni d'Italia, siamo noi. E Rachmani va a scherzare con Ostigar. Allora, Riccardo Nicotra c'è, mandiamolo subito in onda, prendiamo anche le cuffie per sentirlo. Se ce l'abbiamo lo mandiamo. Riccardo, ci senti? Ti vediamo. Ciao ragazzi, buonasera a voi, vi sento forte e chiaro. No, non ti sentiamo, Riccardo. Aspettate un momento. Noi non ti sentiamo. Se su YouTube lo senti, facciamolo andare. Torniamo un attimo Mi sentite ora? Qui. Mi sentite? No, continuiamo noi a non sentirti. Se ti sentono su YouTube vediamo. Ok, allora ci dicono dalla regia che è un problema nostro, quindi Riccardo vai a tutto schermo. Quindi ragazzi, mi sentite? Ci ridai la linea. Perfetto ragazzi, vi mando un saluto. Ovviamente siamo qui allo stadio Teofilo Patini nel settore distinti, che è stracolmo, come vedete
alle mie spalle già da un'oretta abbondante. Ora sono scesi in campo gli azzurri, diciamo ci sono moltissimi infortuni, ovviamente sicuramente l'avrete già detto, e io chiedo anche un po' qui ai tifosi cosa ne pensano proprio di questi infortuni. Ciao, innanzitutto come ti chiami? Sono Mimmo. Allora Mimmo, cosa ne pensi di questi infortuni che hanno un po' flagellato la squadra nelle ultimissime ore? Ma io non sono un esperto, però insomma mi dicono che i carichi di lavoro sono stati abbastanza pesanti nelle prime 2 settimane, quindi questo potrebbe spiegare questo problema muscolare dei giocatori. Ci vuole anche fortuna, a volte l'anno scorso per esempio è capitato che non c'è stato l'infortunio neanche all'inizio della stagione, invece quest'anno pare che insomma qualche fortuna ci sia. Dobbiamo essere fiduciosi e comunque sperare che più avanti che si va avanti i giocatori saranno in forma per il campionato, quello poi è importante. Immagino tu sia arrivato oggi qui a Castel di Sangro, non ci saranno tantissimi giocatori, sei venuto qui per la squadra o per qualcuno in particolare? Io sono venuto per il Napoli, per la maglia del Napoli, poi ci sono venuti ovviamente i giocatori, mi fa piacere seguire i giocatori, però io seguo il Napoli da sempre, indipendentemente dai giocatori che sono in campo. Ho visto e sentito anzi che ci sarete qui domenica per l'amichevole, se non sbaglio, e insomma con l'Augsburg può essere anche un altro test probante. Cosa ne pensi della forma della squadra finora? Non so se hai visto la partita con il Girona, che fondamentalmente è terminata 1-1, poi ci sono stati i rigori. Beh, il Napoli ha iniziato con dei giocatori non diciamo i cosiddetti titolarissimi, quelli qualche problema c'è stato e insomma qualche problema fisico c'è stato, erano un po' in ritardo, però non sono importanti queste partite, il risultato non è importante e a mio avviso non è anche importante la forma fisica che si vede in queste partite, poi è importante è arrivare il 19 col Frosinone, che i giocatori siano in perfetta forma e questo penso che è l'obiettivo del mister. Perfetto, perfetto. Salutiamo quindi il nostro amico, io vado subito qui, anzi mi siedo anche a fianco al nostro amico. Come si chiami? Come ti chiami? Raffaele. E tu come ti chiami? Antonio. Allora, Raffaele e Antonio, come mai siete qui innanzitutto? Perché noi siamo tifosissimi del Napoli e noi siamo venuti soprattutto per Kvara perché a me è uno dei giocatori preferiti e quindi mi dispiace per il suo infortunio. Esatto, Kvara che abbiamo visto è infortunato, insomma, abbiamo fatto vedere tra l'altro i video sul nostro social, su tutti i nostri social di Kvaratskhelia che usciva con questa vistosa fasciatura, dovrebbe recuperare per Frosinone. Secondo te recupera per Frosinone? Speriamo di sì. E vorresti vederlo poi segnare un gol? Magari. Facciamo un appello dai perché Kvara si riprenda presto e possa segnare col Frosinone. Forza Kvara. Grazie, grazie mille. Allora ragazzi, io continuo questo mio giro. Tra l'altro molti tifosi si sono alzati, non vi posso inquadrare il campo, insomma lo sapete, però molti si sono alzati e si sono messi, diciamo, attaccati al plexiglass, perché ovviamente vicino alla vetrata sperano che i giocatori possano avvicinarsi e fermarsi. Finora è successo soltanto nell'ultimo allenamento in cui Gollini, Contini, Idasiak e Meret sono venuti a firmare insomma delle maglie che gli sono state lanciate. Prima di allora erano sempre state rispedite, magari lo diciamo anche a chi ci chiede poi in chat delle sessioni di autografi, finora è stata fatta soltanto questa sessione di autografi, se così si può chiamare, insomma un po' alla meglio, e invece è stata fatta un'altra sessione di autografi comunicata via altoparlanti dello stadio proprio il 1° agosto, un po' come regalo per i tifosi, e sono usciti diversi giocatori. Quella è stata l'unica vera sessione di autografi organizzata dal Napoli. Intanto voglio chiedere un po' di opinioni qui ai tifosi. Se viene di qui la intervista, no, dall'altro lato, venite da me, venite da me. Come vi chiamate? Mimmo. Mimmo e? Massimo. Allora, siamo in diretta su Calcio Napoli 24. Io vi chiedo, avete visto un po' di questi infortuni che ci sono stati negli ultimi giorni? Secondo voi a cosa sono dovuti? Affaticamento muscolare, forse al caldo. Ho saputo che ieri Anghissa si è infortunato. Sì, anche lui. Gollini è stato influenzale, anche se insomma io ora non lo vedo più in campo, quindi sì, dovrebbe essere confermato lo stato influenzale di Gollini. Non è che siamo un po'... Calcio Napoli 24, ripetiamolo, siamo in diretta. Siamo in diretta. Come si chiama la signora? Daniela. Daniela e? Rita.
perfetto. Da Facciamo Monte di Procida. da Monte di Procida, tutta la famiglia praticamente. Tutta la Facciamo, famiglia. inquadriamoli tutti quanti qui. Inquadriamoci. Allora, voi bimbi siete venuti per qualcuno in particolare, qualche giocatore in particolare che volete vedere? Per Di Lorenzo. Di Lorenzo, ci sta. Tra l'altro è il compleanno di Lorenzo, magari facciamogli gli auguri Siamo stati anche. tutto l'anno allo stadio Maradona. Ci Ah, siamo bene. divertiti Dove andavate a vedere le nei partite? distinti. Nei distinti, avete fatto l'abbonamento? Certo. Ah, quindi l'avete rinnovato? Quest'anno no. Quest'anno Ah, no, strano. però andiamo a vedere le trasferte quest'anno. Andrete a vedere le trasferte. La prima è a Frosinone, ancora non si sa. Per vedere lo stadio della Juve, ma solo lo stadio. Ah, ok, quindi diciamo non è ovviamente un tifoso juventino. Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente non sono tifosi Assolutamente juventini. no. Sono... Juve e merda. Ah, occhio, mi raccomando, siamo in diretta. Ci dissociamo da questo. Beh, diciamo c'è una rivalità, ovviamente rimaniamo allo sportivo. Però lo stadio è da visitare. Lo stadio è da visitare sicuramente. Allora, abbiamo parlato con loro degli infortuni, ci sono molti giocatori infortunati, se pensate che Pensiamo che presto possano ritornare in campo ad allenarsi Speriamo. e andare soprattutto allo stadio. E invece chiedo a lei, per il mercato, finora è abbastanza tutto fermo. Perfetto. Siamo bene così. Ah. La squadra è fortissima. Quindi un pensiero controcorrente, lei dà fiducia alla società massima. Forza Napoli. Siamo fiduciosi per il nuovo Ci lascia- mister. Siamo fiduciosi per il nuovo mister. Fiducia a Rudy Garcia, quindi alla società. Segno Benissimo. indelebile. Benissimo, io vi chiedo di lasciarci con un Forza Napoli, anche i bimbi urlato qui nel microfono. Forza Napoli! Grazie mille. Allora, io continuo a un po' questa camminata, specie di gambero, perché ragazzi poi è difficile anche. Tra l'altro un signore mi ha fatto il bagno, vabbè, tutto in diretta. E niente, allora andiamo a vedere chi magari vuole scambiare due paroline con noi. Ragazzi, è molto difficile camminare perché lo stadio è veramente molto pieno e magari qui signori vogliono parlare con noi. Scendo così vi posso inquadrare. Allora, signori, io vi chiedo innanzitutto come vi chiamate. No, scendete giù, se no non vi riesco a prendere. Allora, Michele? Bartolo. Allora, da dove venite? Pompei. Pompei? Pompei. Ah, entrambi, quindi siete parenti? Mio figlio, perfetto. Allora, io vi chiedo immediatamente, ci sono stati moltissimi infortuni negli ultimi giorni, avete visto che non ci sono tutti i giocatori in campo. Infatti siamo venuti proprio adesso. Ah, siete arrivati da poco quindi. Proprio adesso. Però avete sentito degli infortuni? Sì. E quindi ci sono questi infortuni, insomma, voi cosa ne pensate? Da cosa dipendono tutti questi infortuni? Dallo staff di Garzia. Lo staff di Garzia. Preparatore a te. È colpa loro, è colpa dello staff di Garzia. Tutti infortuni muscolari. Scorso infortuni zero che io ricordo con Spalletti. Allora, mi sa che ci siamo bloccati, non so se mi sentite. Sì, Chiedo a Riccardo, Marco noi e ti Claudio se sentiamo, mi riescono a ti sentire. sentiamo e ti vediamo. Ti sentiamo. Ti sentiamo e ti vediamo senza problemi. Io non vi sento, ragazzi. Allora, Allora magari facciamo così, Riccardo, ti lasciamo andare alla Ragazzi, tua mi diretta sentite? di compiti e poi torniamo magari più in avanti con te. Quindi magari ti do la regia di tornare Sa su che di si è noi persa la connessione. e di liberare Riccardo Nicotra, che è appena entrato in campo il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, che si è andato a sedere in panchina mentre i calciatori, per la felicità dei tifosi, caro Marco, sono sotto i distinti. sotto i distinti, sì. E intanto è tornato dopo la breve toccata e fuga a Napoli anche Antonio Simicropi, lo vediamo in compagnia di Nicola Lombardo qui sotto alla nostra tribuna. E Non sappiamo ancora, magari, se più tardi ci sarà un annuncio su una ipotetica sessione di autografi. Non lo sappiamo, speriamo di sì, ma non possiamo darvi contezza. al momento non possiamo darvi contezza, ma possiamo darvi contezza del fatto che ci sarà un calcio tennis, abbiamo detto prima poc'anzi nel titolo della nostra diretta testuale su Calcio Napoli 24, stesso calcio tennis che si vide durante l'ultimo allenamento a Di Maro, l'ultima mattinata prima di partire per la volta di Napoli e poi per venire qui a Castel di Sangro, e quindi devo dire che direi che sarà molto divertente vedere
gli azzurri impegnati adesso in un riscaldamento col pallone in questo calcio tennis. Classico. Adesso il Torello. Torello, sì. Classico. Detto anche scemo in mezzo, diciamo l'altra volta. Vedo una bandiera, non so, della Polonia. Adesso Dove? non so. Dove? Lì c'è una bandiera della Polonia, però con uno stemma in mezzo, quindi è molto strana. E a proposito di bandiere, penso che Emanuele Bernardo le avrà adesso le immagini che ho messo anche sul sito della bandiera dedicata a Tommaso Starace, che è il nostro Enorme e clamoroso. Sì, riparte il coro, tanti auguri a te per Giovanni Di Lorenzo. Rispondiamo un po' alla chat. Vai. Questo Nathan è giovane, bello alto, poca esperienza. Vediamo, dai, è nato nel Flamengo, chiedere a Careca. Sono Claudio, vogliamo? Siamo proprio dalle colonne di Calcio Napoli 24, perché il classe 2001 brasiliano accostato al Napoli può adattarsi all'occorrenza anche nel ruolo di terzino sinistro, dato che ha il suo piede, il piede mancino, qualcosa che nel Napoli ha già Juan Jesus nel suo ruolo. 1,88 m, 123 presenze in Brasile tra campionato e coppe brasiliane, e fino al 2021 ha visto anche la maglia del Flamengo, società ovviamente verde e oro. Grande fisicità, lanci lunghi, aperture sulla fascia opposta, discreta facilità di recupero in velocità, ovviamente poi 1,88 m, gioco aereo che è uno dei suoi punti forti. In passato, nel 2022, ha avuto dei problemini cardiologici, alcune alterazioni che lo hanno tenuto fermo per un paio di mesi. Non ci sono ulteriori problemi, anzi è tornato a giocare ed è rientrato in campo poi nel 2022, il 9 luglio contro il San Paolo, 9 luglio 2023, dopo una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro. Fu trattato anche da Verona e Roma nelle scorse sessioni di mercato. Vediamo un po' se possa essere un nome spendibile per quanto riguarda il mercato del Napoli, che ovviamente attende un centrale dopo la partenza di Kim Min-jae. Sì, secondo me intanto entra De Laurentiis, ragazzi, entra Aurelio De Laurentiis, quindi stiamo sempre molto molto attenti quando c'è il padrone azzurro in campo, che ora parla con uno dei, non so chi sia, un signore appunto dello staff del Direttore di Sandro, penso. E oggi gli idranti sono spenti, Claudio, chissà, però speriamo che il presidente non sia bagnato come la scorsa volta, anzi la penultima volta in cui è sceso qui a bordo campo. Possiamo dire che c'è De Laurentiis, ma non ci sono in questo momento sul terreno di gioco, la lista è un po' lunga: Osimhen, Kvaratskhelia, Anghissà, Gollini, Mario Rui, Zanoli, Juan Jesus, Dembele, Lobotka, Colisacco e Zedadka. Lista abbastanza lunga, quindi da qui la possibilità di organizzare il calciotennis e far avvicinare comunque i giocatori e i tifosi, essendo la postazione in questo momento distante dalla nostra in tribuna stampa, deve essere esattamente sotto il settore distinto. Giusto per dare contezza, sono 18 i giocatori in campo, quindi 3 squadre da 6, no? Anzi, 18 vari gruppetti da 3. Allora, noi in questo momento abbiamo 5 transenne e una serie di cinesini. Sì. Vediamo un attimo come vengono divisi. Perché ti dico io qual è il segreto, Claudio. Giocano anche i membri dello staff, alcuni, e questo è il segreto. Quindi facciamo 4 per transenna, sono 20, sì. Quindi si uniranno. Chissà se si uniranno direttamente Rudy Garcia. Rosale Lopez e Giobardi, e qualcun altro. Ci piacerebbe vedere magari Garcia. Non si sporca le mani di solito il buon Rudy, mentre De Laurentiis ha il telefonino in mano, quindi occhio quando c'è sempre il telefono fra le mani del padrone azzurro. Tra un attimo proveremo a capire anche quali saranno le mini squadre del calcio tennis, per darvi una maggior completezza per quanto riguarda le sessioni di allenamento del Napoli
I bimbi chiamano a gran voce Aurelio De Laurentiis, lo state risentendo. Cioè, sarebbe molto curioso vedere proprio De Laurentiis andare a fare la sessione di autografi. Pensavo il calcio tennis. Lì sarebbe fantastico. Lì sarebbe bello. Lì mi dispiacerebbe molto non poterlo inquadrare per via della possibilità di non poter fare video. Aurelio sei il top, urlano dagli spalti, e ora il patrono azzurro si va a piazzare in panchina, cosa che tra l'altro sta diventando ormai una consuetudine per il presidente azzurro. Ha assistito lì alla partita anche contro il Girona. Chissà poi se alla fine i rigori sia stata una sua idea lui, dai, Claudio, possiamo oppure dire, no. Li ha decisi lui palesemente all'ultimo, per dare anche un po' più di brio alla partita e poi decretare un vincitore, che poi alla fine è stato il Napoli, che ai rigori meno male, aggiungerei. Sì, ai rigori ha schiantato il Girona, ai rigori, diciamo. E intanto penso che si stiano spiegando le regole di questa partitella di calcio, di queste varie partite di calcio tennis, che vedo Garzia al centro del gruppo, pronto a far partire il calcio tennis. Vedo che commenti poco positivi su Nathan dalla chat, Claudio, ed è un eufemismo. Non mi convince. Ci sta, è giusto. Sì, cioè, devo dire che io personalmente non lo conosco. In effetti... Non lo conosco, non l'ho visto, conosco il nome perché ricordo proprio quando fu trattato da Verona e Roma, ma non arrivò. Vediamo un po' se possa essere un nome spendibile oppure no. Penso che si stiano per fare le squadre. Sì. Io però no, nulla, sì, andiamo di vedere le squadre. E l'abbiamo detto in diretta che Osimhen è andato in palestra? Sì. No, non è vero, in realtà no. Abbiamo solo scritto che c'era Riccardo. È passato quando c'era Riccardo Nicotra in diretta. Sì, è uscito dai spogliatoi, si è diretto verso la palestra o verso il campo B. Quindi personalizzato. Sì, verso la palestra. Eccole qui le squadre. Eccole, allora sono un po' lontanini, però ci raccapezzeremo come nostro solito. Nel frattempo entrano anche almeno 200 persone in curva nord, quindi siamo oltre le 2000 presenze qui a si avvicina il weekend, Claudio, quindi è normale che la gente, magari in tantissimi che conoscano, prenotato proprio tutto il weekend, quindi avremo tante e tante persone. Il nostro Ciro Novelli avrà tante persone a cui chiedere di fare il video di Sarò con te, ricordiamolo, aiutate il nostro Ciro Novellino e MSC a ottenere il Guinness World Record. E intanto c'è una squadra dedicata solo ai portieri con Di Lorenzo, sì. Quindi Gollini, Contini, Idasiak e Meretti con Di Lorenzo. Allora aspetta, vediamo. Torno nell'admin. Vai. E scriviamo esattamente questa frase qui: le squadre del calcio tennis. 2 punti. Vai. Allora, Di Lorenzo, Contini. Di Lorenzo e Contini contro Idasiak e Meretti. E questa è la prima. Sì. Poi, seconda. È un po' difficile. Davino e Elif Elman. No, Davino e Russo, scusami. Contro Jabbar e Fischon, sì. Te l'avevo detto, te l'avevo anticipato, caro Claudio. Poi Lozano e Simeone contro Elif Elmas e Piotr Zielinski. E mancano i difensori. Rachmani e Ostigard contro Obaretin e Zanoli, perché è tornato Zanoli, è entrato. Ce l'abbiamo, ok. Sì. Zerbini invece. Zerbini giù a tutto, in fondo a tutto. Politano, Foloruscio contro Zerbini e Raspadori. Due contro 2 è più difficile ed è diverso da quello di Di Mario, dove erano 4 contro 4. Quindi. Ma sai che penso di non aver mai giocato a calcio tennis? Manco io, ma poi così con sta transenna in mezzo, no, manco io, onestamente, quindi non saprei come giocarci.
Non mi è mai capitato, ma nel senso nemmeno avere la possibilità di avere davanti un tavolo da calcio tennis. Sai qual è bello pure? C'è- Quella specie di ping pong di calcio. Capito? Quel ping pong con la palla da calcio, come si chiama? La ciabatta, non so come si chiama. No, te lo trovo È subito. bellissimo quello e vorrei vedere i giocatori impegnati in questo coso. Come si chiama? Come si chiama? Si chiama il tech ball. Il tech ball, bellissimo. Il tech ball è infatti nemmeno il tech ball. Ho visto però i tavoli da tech ball, ma mai giocato, eh. Sì. Sarebbe un esercizio bello da fare per i giocatori che continuano con questo calcio tennis Ci sono i cinesini a terra, per delimitare il campo e poi c'è qualcuno. non soltanto, lo sai? E per quale Perché altro se motivo? vedi, ci sono praticamente davanti a ogni transenne ci sono 4 cinesini, 2 più avanti e 2 più indietro. Sì. Nel momento in cui comincia il turno di battuta, chi batte resta alle spalle dei 2 cinesini fuori dal campo e uno è molto più vicino alla transenna. Vero. Quindi quando il giocatore vicino alla transenna va a colpire la palla, non può arretrare nell'altra metà campo, così come il giocatore che gioca da fondo, per intenderci, non può superare la linea Quindi una sorta più di vicina alla... limite ulteriore a fare un po' più difficoltà, diciamo. Sì, è un po' come fosse la pallavolo o il Vero, tennis. vero. Sapete come sono fatti i campi da tennis e da pallavolo, e non ci si può superare in avanti o all'indietro la linea che delimita il campo. Vero. Vediamo un po' se questa sessione di calcio tennis vedrà, come successe a Di Maro, tu eri lì, una rovesciata di, se non sbaglio, di Zedadka. Una clamorosa rovesciata di Karim Zedadka. Li vedo un po' blandi in questo momento, forse. Ecco, ha provato Simeone a fare una rovesciata, ma Sì, non lo c'è vediamo a riuscito. terra. Non c'è riuscito il buon Ciolito. E bello poi vedere Jobare e Fiscio inseriti, no, nel ruolo di protagonisti alla fine, anche a livello proprio pratico, giocando con gli azzurri che continuano ad avere sempre questo bellissimo rapporto umano fra di loro. E si conferma che c'è una bandiera polacca. Però Sì, si la vedo sposta da anche lì. io. La vedo anche io. Quindi, e guarda quanti C'è anche cartelloni, uno Claudio. striscio. Sì, allora vediamo. Noi partiamo esattamente dalla nostra sinistra, proviamo a vedere quanti cartelloni sono stati attaccati al vetro del plexiglass che delimita distinti e terreno di gioco su tutto il settore, perché io ne conto almeno 5 qua sul campo dello stadio Teofilo Patini. Ricordiamo, siamo in diretta per la seduta pomeridiana di allenamento del Napoli, ottavo giorno, venerdì 4 agosto 2023. Dopodomani sarà il giorno del match di Napoli-Augsburg, squadra tedesca, chiamiamola in italiano Augusta. Bravo. E non Asburgo, come ho sentito dire. Asburgo è un'altra cosa. Asburgo è un'altra cosa. E dicevamo, terza amichevole dopo le prime due, la prima vinta 4-0 tra Napoli e Hatayspor, la seconda vinta ai calci di rigore 4-2 dopo l'1-1 dei regolamentari contro il Girona, squadra militante nella Liga spagnola. E io sottolineerei il fatto molto strano, comunque inusuale, anzi poco usuale, che l'Augsburg giocherà domani sera a Salerno contro la Salernitana nel secondo trofeo Angelo Iervolino, e poi domenica pomeriggio, a meno di 24 ore dalla gara contro la Salernitana, giocherà qua a Castel di Sangro, quindi comunque a quanti sono i chilometri? 250 km da Salerno? Sì. Qui a Castel di Sangro contro il Napoli. Domani mattina la squadra partirà direzione Italia. La curiosità, atterrando a Napoli, la curiosità è, suppongo arriveranno a Napoli effettivamente, perché il Girona arrivò a Pescara e ripartì da Pescara, però fu una toccata e fuga. Immaginare che l'Augsburg arrivi in un aeroporto che non sia Napoli per andare a Salerno, per arrivare poi a Salerno, francamente è molto
molto difficile, proprio inusuale. E da quindi questo punto poi di vista. domani sera giocherà contro la Salernitana, vedremo poi con che squadra, se con i titolari, se con le riserve, se faranno diciamo un turnover. E poi evidentemente, Claudio, dato che si gioca alle 20:45, credo che domenica mattina sul presto partiranno in bus da Salerno verso Castel di Sangro. Mi sembra la cosa più logica logisticamente parlando da fare. E evidentemente sarà un'altra toccata e fuga anche per l'Augsburg, che ha fra le sue fila Uduokai, giusto? Felix Uduokai, sì, difensore 25enne, se non Sì, sbaglio. nigeriano, quindi compagno di nazionale di Victor Osimhen. No, perché Nigeriano tedesco. esatto, che ha Ha giocato il in doppio- Germania, ha giocato. Ha il doppio Passaporto, ha giocato nella nazionale passaporto tedesca. e ha giocato, te lo vado a dire subito, no, non ha mai debuttato con la Solo con la convocato Germania, sì. Felix Uduokai. Comunque dicevo, quindi secondo me, cioè, questo fatto di questa doppia amichevole onestamente a me fa un po' storcere il naso, perché con quale quando mai, vabbè che si tratta di amichevoli, ma quando mai si gioca una partita dopo neanche 24 ore? Vabbè, a quel punto fai giocare, Una squadra una sera, una squadra l'altra sì, sera. E quindi contro il Napoli chi gioca? La bisogna, primavera? Cioè. ma non è detto nemmeno che contro la Salernitana giochino. E quindi la sanità deve Vabbè, lamentarsi, allora vediamo, ugualmente. vediamo un po'. Non Vediamo mi un po', ma sembra una cosa normale. considera Dai. che la Oh, c'è Taispor, qualcuno a terra, eh, Rachmani, che si è cosa è fatto male successo? forse alle parti basse, che vedo che si tocca proprio lì. Penso che qualcuno si sia fatto male lì dove lì non batte il sole. Credo sia, sì, è Amir Rachmani, che è dolorante a terra dopo una botta evidentemente al basso ventre. lì sotto, ragazzi, dove fa male a chiunque quando si viene colpiti. Ora si è rialzato, non saltella come si fa di solito, però si è rialzato Amir. No, tu che giochi a basket, no, lo sai. Sono curioso di vedere i commenti della chat. Vediamo se si sono anche intercambiate le coppie. Massimo, già se andiamo a pescare in Brasile partiamo molto male, dice Mansus. Perché? Parlano di Nathan, però diciamo che Barcellona acquistò dal Santos Neymar. Vabbè, sì, È un esempio fuori scala, però. Quanti milioni lo No, non tantissimi, però fu un esempio. È un esempio magari fuori scala, però. Marco KC, non so se si legga così o KC all'americano. Io vorrei venire a Castellisano, ma vorrei sapere se domani si può assistere agli allenamenti. Domani mattina. Marco, domani mattina alle ore 10:30 c'è l'allenamento. 10. Domani alle 10. Domani alle ore 10, scusate, c'è l'allenamento mattutino, quindi dalle ore 10 in poi allenamento aperto anche alle telecamere, quindi se vieni domani ti svegli presto, vieni e arrivi qua per le 9, 9:30, perché immagino che sarà pieno di tifosi, assisterà all'allenamento in modo del tutto tranquillo, e se resti poi anche la sera ti vedi pure il concerto di Gigi D'Alessio. Occhio a vedere se i biglietti sono abbiamo visto una rovesciata, vediamo Fodoruscio e Politano abbracciarsi. Applausi dai distinti. Raccomani si è rialzato, sì, lo vedo scattante, quindi niente più problemi alle parti basse o i paesi bassi, direi. E quindi sì, domani assolutamente puoi venire tranquillamente. Anzi, magari fate presto, perché ovviamente è sabato, sì. È facile arrivare da Napoli, partire alle 7:30, in un'ora e mezza, 2 ore si è qui, e quindi si arriva poi alla capienza massima dello stadio, come già accaduto nello scorso fine settimana con i cancelli aperti dopo l'apertura di altri dell'aumento della capienza dello stadio a 7.400 spettatori. Fate presto, perché arrivare fin qui e non entrare allo stadio Patini francamente non lo auguriamo a nessuno. E già oggi il settore distinti è pieno, è stata aperta una delle 2 curve che è piena almeno quasi per metà. C'è un sole gradevole, un vento che permette di resistere al meglio comunque alle temperature che non sembra, ma sono alte anche adesso. Invece, a proposito di posti, sembra che attualmente su Ticket One
non fa, no, sembra, su Ticket One non c'è nessuna disponibilità per Napoli-Augsburg. Quindi sold out. Al momento dice tutto esaurito, tutti i settori, quindi dello stadio Teofilo Patini. Invece vediamo la situazione per quanto riguarda Napoli-Apollon Limassol. Acquista biglietti, vediamo un po', a questa ora. Ci sono ancora tanti posti. Sì, vediamo le curve. Ah, vedi, praticamente. guarda, hanno aggiunto qui i posticini nelle... Sì. bello. Se andate su Ticket One c'è disponibilità anche abbastanza ampia Sì, dai. per Napoli-Apollon. Napoli-Apollon Limassol, che si terrà il prossimo venerdì 11 agosto, mentre per quanto riguarda Napoli Augsburg in questo momento risulta sold out, quindi tra un po' magari faremo anche la news sul sito per quanto riguarda Napoli-Augsburg, mentre continua il calcio tennis. E invece per quanto riguarda il concerto di Gigi D'Alessio, che ricordiamo non rientra nel programma del ritiro del Napoli, ma è di fatto parte integrante del ritiro, ci sono ancora biglietti disponibili, quindi se volete fate l'utile e il dilettevole, allenamento la mattina, concerto la sera, il biglietto costa 23 euro, e credo, Claudio, sono credo, almeno 5.000 spettatori, sì, ci raccontavano gli organizzatori. Credo che ci sarà qualche sorpresa da parte della... Credo che non credo penso sia il minimo. Nel frattempo entra in campo Mattias Olivera. Quindi se venite magari avrete pure qualche sorpresa con la presenza di qualcuno, perché no, il presidente non mi stupirei, sì, esattamente. Ma dopo quanto accaduto a fine maggio col concerto alla Piazza del Biscito, no? Che ha visto la consegna della maglia vecchia, adesso magari potrebbe consegnare la maglia nuova. E a Di Maro tutti i giocatori sono venuti, ad esempio, a vedere, quasi tutti sono venuti a vedere Young Snap e Envy Killa e Gabriele Esposito. Adesso si tratta di Gigi D'Alessio, quindi magari potrà venire anche qualche calciatore, chissà. Lo scopriremo solo vivendo. Noi saremo lì, quindi Claudio magari. Sì, ci saremo. Dovrebbe esserci anche Ciro Novellino domani, vero. Sempre per il Guinness World Records, quindi se lo incontrate aiutatelo per arrivare a 5.000 video. Pensa se riesce a fare il video a Gigi D'Alessio. Penso se riesce a fargli fare ai 5.000 5.000 è fatta. Ce l'abbiamo fatta. Chiudiamo qui col record, altro che record mondiale anche in questo caso. Il calcio tennis continua. Olivera si è messo a guardare, quindi non partecipa, anche perché altrimenti non avrebbe senso il fatto che avesse cominciato l'allenamento da solo in palestra, quindi differenziato ulteriormente per l'uruguaiano, che fra Di Maro e Castellisangro ha subito solo colpi mostruosi in faccia e sul corpo durante le partite. Contro la Naune segnò dopo con un rinvio sulla faccia che poi entrò in porta. L'altra sera ha avuto un altro rinvio fortissimo in faccia, quindi povero Mattias Olivera sta avendo dei duri colpi al volto in questo ritiro. La curva vediamo un'altra sforbiciata per Matteo Politano, sì. Dicevo, la curva sud invece resta vuota oggi, ma la curva nord è piena, diciamo quasi per la metà, quindi ci sta assolutamente. Ribadiamo che il weekend si avvicina. C'è un messaggio, ve lo lasciamo così che è scritto da Oma Akatugba, che è uno degli amici, un giornalista nigeriano molto vicino a Victor Osimhen, e commenta una foto di Victor Osimhen pubblicata dal profilo della Champions League, che dice quanti gol segnerà Victor Osimhen nel 2023-2024, e Oma Akatugba cita questo tweet e scrive: forse potrebbe indossare un'altra maglia blu, magari più scura. I miei amici in Arabia Saudita sono positivi, soprattutto per quanto riguarda il lato del giocatore. La maglia blu un po' più scura è quella lì dell'Al-Hilal, squadra saudita comandata dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita, di cui si è parlato nei giorni scorsi, con la possibilità di offrire 140 milioni al Napoli e ben 60 milioni al giocatore. Sarebbe un ingaggio ovviamente fuori scala, non soltanto per il Napoli, ma fuori scala per tutto il calcio europeo, essendo poi l'Al-Hilal con altre 3 società dell'Arabia Saudita
l'Arabia Saudita guidata da PIF, il fondo sovrano che in Europa ha acquistato il Newcastle, che ha speso 70 milioni di euro per Sandro Tonali. Se posso intervenire, Claudio, conoscendo anche personalmente Oma, non è molto positivo questo tweet, onestamente. Nel senso, ecco che da prendere sì, cioè, conoscendo Oma, che non è uno che parla a vuoto ed è uno che spegne di solito le fake news, anzi è il primo a spegnere le fake news che girano sul conto di Victor Osimhen. Il fatto che abbia detto ciò poco fa, adesso metteremo anche una notizia che l'ho detto io, non mi fa proprio piacere, o comunque non mi lascia proprio sereno. Però a quel punto poi la palla passa al giocatore. Nel senso, Victor Osimhen finora l'abbiamo visto sempre sempre al top, sempre molto legato, mentre è passato un tir sulla stradale al fianco dello stadio, e qui vediamo il tweet di Oma Katuba con cui dice forse potrebbe vestire un blu più scuro. Invece in Arabia Saudita sono ottimisti, soprattutto dal punto di vista del giocatore. È chiaro che davanti a così tanti soldi, conoscendo il passato di Victor Osimhen, il pensiero lo fai. Passato non passa, il passato è solo una ciliegina sulla torta, secondo me, Claudio, che dici? Il pensiero lo fai, mentre entra anche Mario Rui sul terreno di gioco. Cosa indossa ai piedi, così capiamo se scarpe da ginnastica, quindi non so se Mattias Olivera, no, non sta prendendo parte alla sempre guardando come un anziano che guarda i cantieri. Numarel Mattias Olivera. E comunque sì, passato non passato, Claudio, se ti offro quelle cifre, il suo passato no, è a maggiore è una ciliegina sulla torta che amplia ancora di più il tuo concetto, che ovviamente con cui concordo. E non lo so, mi ha spiazzato, Claudio, questo tweet di Oma. Ovviamente noi prendiamo quella che è comunque un messaggio scritto su Twitter da un giornalista vicino a Victor Osimhen. Molto vicino. Adesso conosciamo il passato di Victor. Sì. Intanto ringraziamo Emanuele Bernardo dal coordinamento per aver mostrato il tweet in maniera lampo. Intanto qui si litiga, ovviamente sempre in maniera scherzosa, fra i giocatori, perché vogliono vincere tutti. Ribadiamo che questo concetto, giustamente, che c'è un agonismo folle positivamente fra tutti i giocatori, cosa che devo dire è stata inculcata da Garcia e i suoi uomini, che vanno anche a pungolare loro i giocatori, a sfotterli sempre bonariamente, sempre solo unicamente per aumentare questo fuoco d'agonismo che arde al loro interno. E devo dire che questa cosa mi piace molto, lo metterei poi nel pezzo che faremo a finire il ritiro, lo metterei come pro. Assolutamente sì. Continua questo lungo calcio tennis. Non vediamo in questo momento sul terreno di gioco altre cose che non siano le transenne a metà campo e i cinesini. Chissà se ci sarà una sessione di tiro, qualche esercitazione sulle punizioni, mentre Mauro Meluso porta bottiglie d'acqua in panchina. Un barman. A Di Maro dura un'ora questa. Ah sì? Sì, dura un'ora. Molto infatti. bene. Grazie molto, Claudio, molto bene. Ti adoro. E intanto vedo che fa capolino il sindaco di Castellisangro con il sindaco di Portici, Enzo Cuomo. Quindi questa commistione fra Castellisangro e Portici molto 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 positiva, anche perché è sempre bello quando le istituzioni vola lo Zano, chi è? Simeone si butta a terra come un tuffatore. Sempre bello quando le istituzioni sono vicine ai tifosi e quant'altro. Insomma, un gran tifoso del Napoli. Sì, tifosissimo. Già è arrivato ieri sera in città. Anche suo figlio Pietro, che conosciamo, è un tifosissimo del Napoli. Scatenato. E vediamo Mario Rui che lascia la panchina in lento pede col telefonino in mano, si dirige verso le transenne. Ritengo anche lui a guardare. Ragazzi, calmo.
Ritengo anche lui a guardare l'allenamento. I tifosi qui, tutti i bambini, sono fan scatenati del maestro Mario Rui. E c'è il dottor Canonico a bordo campo, uno dei tanti nominati dai tifosi in queste ore, insieme a Paolo Rongoni, anche se Canonico li deve più, diciamo, è più ciò che arriva dopo. Sì, ciò che sta ne ha succedendo. trattati di calciatori in queste ultime, Sì. ultimi 48 ore. Forse più lui che Garzia, paradossalmente. Considerando che comunque di stop soltanto stamattina in 9 non si sono allenati in gruppo, è chiaro, e anche altri hanno avuto dei problemi negli ultimi giorni. Diciamo che il tempismo non ha aiutato poi i Rongoni e No, Napoli, perché no, proprio purtroppo tutto è stato uno dietro l'altro. tipo Birilli del bowling. Se noi pensiamo al reparto di centrocampo, in questo momento ci sono 7 centrocampisti. Anghissà è fermo, Lobotka è stato fermo, Zielinski è stato si è fermato durante un allenamento. Poi abbiamo Elif Elmas è stato fermo, Diego Demme si è fatto male durante una seduta, Gianluca Gaetano è out da inizio ritiro, si sta andando a parte. Poi abbiamo Foloruscio, che è l'unico che le ha disputate tutte le sedute, e Coli Sacco, anche lui si è fermato nelle ultime ore. Non è semplice per i calciatori, ovviamente, ma non è semplice nemmeno per Rudi Garcia, che è arrivato da un mese, non riesce in questo momento poi ad allenarli tutti e quindi a preparare schemi e movimenti offensivi e difensivi da tenere per il match che si gioca tra 2 settimane tra Napoli e Frosinone. Al di là del mercato, peraltro, che comunque bisogna parlare anche del mercato, che manca il sostituto di Kim a 2 settimane dal campionato, è un dato di fatto. Kim arrivò a 2 settimane dall'inizio del campionato lo scorso anno, va detto anche questo, però non è semplice. Cioè, in questo momento il Napoli è in una situazione, non è pericolante, però è sicuramente in un momento di stand-by, di stasi, che non favorisce nessuno. Perfetto, concordo assolutamente. Domanda: secondo te per domenica o per i prossimi giorni potrebbero arrivare qualche altro primavera oltre da Vino e Russo, che tra l'altro arrivarono a sorpresa qui da un giorno all'altro, quindi avvertiti uno dei due la sera prima per la mattina dopo, la sera tarda per la mattina dopo. Il problema è che anche la primavera dovrà andare in ritiro tra 2 settimane. Sì. Di quelli lì che hanno fatto il ritiro di Maro Folgarida non ce ne sono andati tutti quanti in prestito. L'ultimo, Giuseppe Ambrosino, oggi ufficiale l'annuncio del Catanzaro dell'acquisto in prestito. Iaccarino pure mi pare. Iaccarino anche dovrebbe essere andato in prestito al Monopoli, quindi da questo punto di vista confermo, non c'è grande scelta. Anche D'Agostino e Iaccarino al Monopoli. Quindi da questo punto di vista è difficile anche rimpolpare la squadra con ragazzi che abbiano già vissuto questo mondo, perché non è che il Napoli non è giocatori, cioè se il Napoli vuole fa arrivare tanti ragazzi dalla primavera allenata da Andrea Tedesco, però sono ragazzi messi lì per far numero, non di più. Sì. Discorso diverso per Russo e Davino, che comunque Davino sono ormai, penso che anche lui abbia finito la primavera, penso che sono anni che gira nella primavera azzurra. Russo invece penso che dovrebbe restare l'anno prossimo in primavera, ma comunque sono, diciamo, dei giocatori che possono essere comunque utili a Garzia, magari come dicevi tu. Io intendevo più numericamente, perché per sistemarne 20, tra 11 titolari e 9 panchinari. Esatto, per questo. Intanto Garzia entra negli spogliatoi senza salutare i tifosi. No, giusto un gesto, un gesto a mano. È entrato anche abbastanza, sembrava contrariato, è chiaro, da qua adesso rientra in campo, andava a prendere giusto un cronometro. Si ha qualcosa in mano?
Probabilmente un cronometro, sì. Comunque vabbè, solo come dato oggettivo, perché lo diamo così com'è, anche a livello caratteriale magari, fare la differenza fra lo Spalletti della stagione scorsa, dai ritiri in poi, con il Garcia di adesso, a livello di empatia, diciamo che Spalletti era tutta un'altra cosa, ma nulla da togliere a Garcia. Ognuno è fatto in un modo, ognuno ha il carattere che ha, magari lui è un po' più chiuso. Ricorda le scene dell'anno scorso di Spalletti col cappellino di un noto sito arancione nero arancione, che faceva autografi a chiunque, eccetera. Cioè, quelle scene. Quando le sessioni di autografi non erano nemmeno pronosticate, quindi Sì. capitavano quasi per sbaglio. Esatto. Intanto esulta Simone per aver segnato un punto. Dicevo, la differenza è netta e oggettiva, nonostante non sia una critica, sia solo un dato di fatto che Garcia è fatto in un modo magari più introverso, e sicuramente dal punto di vista giornalistico magari Spalletti regalava più curiosità, più siparietti, più video, più cose divertenti. Garcia invece è molto molto focalizzato sul lavoro e basta. Quindi era un dato che volevo sottolineare, Claudio. Assolutamente sì. E mi è venuta in mente anche una chicca? No, più che una chicca, un vezzo. Ma nemmeno, perché cioè, io posso anche mettermi nei panni di Aurelio De Laurentiis, sì, che vede la lista dei giocatori che si fermano allungarsi, o comunque vedere sempre nuovi membri, vederlo qui a bordo campo per vigilare. Sì, da una parte è comunque segno di vicinanza alla squadra, sì. Dall'altra può anche essere, uno può anche interpretarlo come vediamo come si allenano i calciatori. Può anche essere intesa con questa accezione. Poi magari sto facendo un film, però è anche semplice arrivare a una conclusione del genere. Parlando sempre di contraltare, rispetto all'anno scorso, De Laurentiis a Castellisangro non scese mai in campo se non per un amichevole, e adesso invece è presente, non dico tutti i giorni, ma quasi, un giorno sì, un giorno no, più o meno. E quindi concordo con quanto dici tu, Claudio, magari vuole essere presente e far vedere appunto che lui è qui sempre pronto a dare il suo contributo per quello che poi gli concerne, perché alla fine non è un preparatore atletico come non lo siamo noi, solo Rongoni e qualcun altro magari qui presente che fa l'allenatore delle squadre giovanili o di altre società può magari capire quanto e come si stiano preparando gli azzurri e se il lavoro di Rongoni davvero sta agendo in maniera negativa. E a proposito di Rongoni, Claudio, sì, è successo una cosa quando lui era alla Roma nel 2015, la cosa che è rimbalzata poi sui social nelle ultime ore. La Roma lo sirrò di fatto dopo una lunga serie di infortuni muscolari e non, proprio secondo quanto riportato dal Messaggero all'epoca, proprio perché Rongoni venne ritenuto il responsabile di questi infortuni. Quindi, curiosità che ci arriva direttamente dalla regia, grazie a Emanuele Bernardo, l'agenzia di Nathan e la sorella di Nathan su Instagram hanno iniziato a seguire l'account del Napoli. È fatta. No, scherzo. Il famoso indizio social. Bravo Claudio, che tanto piace ai titolisti. Intanto ecco qui il sindaco di Portici, Enzo Cuomo. Allora guarda, ti vado a leggere un'intervista proprio lo stesso Rongoni nel 2021, in cui chiedevano, nel periodo in cui lei lavorava alla Roma, vi chiedevate qual era il problema dei vari infortuni? La risposta di Rongoni fu: nella nostra gestione gli infortuni ci sono stati soprattutto nella prima parte di campionato, perché siamo passati da una stagione in cui la Roma giocava una volta a settimana a una stagione in cui giocavamo anche la Champions, quindi il ritmo degli allenamenti è cambiato. Quello che è più fastidioso è che la Roma non trova soluzione a questi infortuni, che all'epoca i campi di gioco erano un problema, poi Pietracchi, l'allora DS della Roma, li ha cambiati, ma non è cambiato molto. Sono cambiati dottori, preparatori e fisioterapisti, ma il problema è rimasto.
Sicuramente l'alimentazione e il riposo hanno fatto la differenza. Questi sono tutti stress che vanno aggiunti al carico dell'allenamento. Anche il traffico della capitale influisce sulle condizioni dei giocatori. Una risposta con cui praticamente non ci ritroviamo per quanto riguarda il ritiro attuale, non fosse altro che i giocatori sono soltanto in ritiro tra Di Maro e Castelli Sangro, quindi bisogna capire. Sicuramente il cambio di metodologie ha influito, quindi bisogna capire un po' se ci saranno delle novità, per capire anche quando riusciremo a sentire le parole dei tesserati del Napoli, che al di là di 2 interviste rilasciate ai quotidiani da Giacomo Raspadori e Giovanni Di Lorenzo, l'unico che ha parlato è stato De Laurentiis per 3 minuti il secondo giorno di ritiro, quando ha presentato il francobollo del Napoli al Palasport. Sì, dicendo poi, rispondendo di fatto alle punzecchiature di Marsilio, null'altro alla fine. Marsilio, presidente della regione Abruzzo, e in chat sempre scatenati su questa questione di Osimhen, ovviamente ha rilanciato come una bomba a orologeria Oma Katugba, ripetiamo, noi lo definiamo anche un po' membro dell'entourage comunicazione di Osimhen, più o meno, però è un giornalista tedesco, nigeriano anche lui, però vive in Germania ed è molto vicino a Victor Osimhen, e appunto su Twitter ha riferito come ci sia probabilmente forse un altro blu un po' più scuro che potrebbe vedere Osimhen protagonista della prossima stagione, ovvero il blu dell'Al Hilal, squadra saudita che allenata da Jorge Jesus, quindi ex allenatore portoghese, ex allenatore del Benfica, il Benfica, del Flamengo quello... e anche dell'Al Hilal nel 2018-2019, quindi anche tornato all'Al Hilal. Lui che ha subito la maledizione del Benfica, no? Ti ricordi le varie finali? Sì, credo che abbia perso anche la finale. Sì, una sicura. Ha vinto con un intertoto però con il Braga nel lontanissimo 2008, e con il Benfica ne ha persa una di sicuro. Si è perso la finale di Europa League nel 2000. Andiamo subito a vedere, nel 2000. Vabbè, non ci interessa, sì, neanche, però nel 2014 quando si giocò a Torino. Vero. Poi ha perso con il Siviglia. Sì. Siviglia mostruoso in Europa League. E dicevo, l'Al Hilal, secondo Oma Katugba, potrebbe avere anzi no, dice che è ottimista, diceva Oma Katugba, dice che l'Al Hilal è ottimista su... Tanto ci siamo fermati un attimo perché abbiamo sentito un boato non positivo, ma delle urla. Scusate se stiamo zitti. Sentiamo alcuni fischi. Sì, magari provo a capire tramite Vittorio Berardi Cernovillo cosa sta accadendo. È anche uno scemo, ho sentito, quindi molto strana questa cosa. Adesso proviamo a capire cosa sia successo, perché siamo molto distanti dagli istinti, che tra l'altro si sono un po' svuotate nella parte sinistra, non so per quale motivo, immagino che qualcuno, suppongo che più di un tifoso magari potesse immaginare di vedere altro. La questione, non dico che sia sfortuna, semplicemente con le sedute di allenamento non è che ogni giorno ci sia una partitella, ci sia un'esercitazione di tiro, sì, anche per non forzare il fisico dei singoli calciatori. Poi dobbiamo sempre sottolineare che il Napoli è qui per lavorare. Sì. Quindi è brutto da dirlo nei confronti dei tifosi che spendono soldi, tempo e energie e che sudore per stare qui,
però il Napoli è qui per lavorare e fare ciò che deve fare unicamente per preparare la nuova stagione, non per fare il circo, diciamo. Sì, non ti nego una... dovrebbero rientrare alcuni giocatori dalla palestra. Cioè, Victor, quindi Osimhen di sicuro. Sentiamo Victor, gente che corre come se ci fosse il Papa qui sotto. Sentite appunto però eccolo qui, ecco il bomber nigeriano che passa ancora con la maglia del Napoli addosso. Vediamo se torna senza le scarpette, vediamo se va in campo, almeno per farsi salutare. Sì, Eccolo qua. Applausi e risposte da parte del nigeriano. Direi che è da brividi questa accoglienza, mi fregio dell'opportunità di dirlo. Credo che andrà di nuovo a guardare come sedersi sulla ghiacciaia come Mario Rui e Olivera. Bello però, bello. Ti dicevo su Victor Osimhen, in Arabia Saudita le squadre possono acquistare un massimo di 8, possono registrare all'interno della lista 8 giocatori stranieri. In questo momento l'Al Hilal ha nella sua rosa 2 brasiliani come Malcolm e Michael, c'è un maliano come Moussa Marega, ex attaccante del Porto, c'è il peruviano André Carrillo, c'è il coreano Yang Yun-so, c'è Kalidou Koulibaly, c'è il portoghese Ruben Neves, ex Wolverhampton, e c'è anche Sergej Milinkovic-Savic. Da questo punto di vista, per questioni proprio di mercato, l'Al Hilal dovrebbe cedere uno di questi 8 giocatori per fare eventualmente, ripetiamo, enorme punto interrogativo, per fare spazio a Victor Osimhen dovrebbe cedere uno di questi 8. Lo ha raccontato, ha scritto Omar Kadugba su Twitter, che potrebbe vestire Victor una maglia azzurra più scura, quella dell'Al-Hilal, però in questo momento non ci sono elementi che ci fanno propendere per tale ipotesi. Tra l'altro farebbe uno squadrone mostruoso l'Al-Hilal, Claudio. Però con quei soldi è fin troppo facile. Sì, sembra di come l'Al-Nasr che ha Ospina in porta, Talisca, Cristiano Ronaldo, Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana, Sadio Mané. È un calcio totalmente finto, che va avanti con i soldi, e sappiamo che poi il calcio viene utilizzato dai sauditi per ripulire la propria immagine, per questioni politiche, tutto lì. Tanto sperano addirittura di ottenere le Olimpiadi, le prossime Olimpiadi, quelle là che ci sono da assegnare, sperano di ottenere le Olimpiadi come l'ha ottenuto in Qatar il mondiale, quindi ragazzi, fermiamo questo scempio in qualche modo. Sì, è un calcio finto, bisognerebbe fare qualcosa, ma evidentemente non ce n'è nemmeno troppo la voglia, la volontà. Torniamo però a raccontare l'allenamento del Napoli. Sentiamo un coro. Beccaccioli è anche scatenato, devo dire che è sempre al centro di tutto, nonostante faccia semplicemente il match analyst, però è molto molto addentro a tutte le vicende dello staff azzurro. Osimhen adesso è seduto su un pallone, come fa sempre tra l'altro, e continua appunto in questo suo osservare il campo da una posizione privilegiata. Lui che non si sta allenando, si è allenato in palestra e ha fatto il differenziato sicuramente. Sì, ha fatto lavoro a parte ovviamente, come Mario Rui e come anche gli altri. Vedremo se qualcuno di loro avrà fatto anche piscina, tra quelli lì che non abbiamo visto sul terreno di gioco. Piscina che si fa, ricordiamo, all'Aquamontis, direttamente nella sede del Ritiro azzurro a Rivisondoli, quindi non vengono proprio qui i giocatori quando si
come faccio? Quando appunto il giocatore ha bisogno di queste riabilitazioni a livello di piscina e quant'altro. Continua ancora imperterrito il calcio tennis, siamo ormai a 40 minuti. Tu hai detto che è arrivato fino a un'ora? Sì. Vediamo se arriveremo a questa durata della sessione di allenamento. Temo di sì. In quanti siamo su YouTube? No, tanti, 400 coraggiosi per vedere con noi il calcio, anzi nemmeno per seguire il calcio tennis. La maglia un po' più blu può essere il Chelsea? No, dai. Non penso. Si è parlato dell'Al-Hilal più che altro per una cosa, se Osimhen va via non per PSG, United, Real e Barcellona e PSG, va solo in Arabia. Dici tu, per un club di maggior potenza economica e prestigio sportivo in Europa. Da quel punto di vista potrebbe essere una idea. Chiaramente arrivare all'accettare un'offerta soltanto economica per questo francamente anche no. Quindi Chelsea credo che sia assolutamente da scartare, credo. E intanto direi che secondo me ci avviamo verso l'oretta. Ok. L'oretta di calcio tennis, te l'avevo detto, caro il mio Claudio. Sì, peraltro non abbiamo ancora visto le squadre, continuano a intercambiarsi le coppie. Le ricordiamo un attimo le coppie. Abbiamo avuto Di Lorenzo Contini, Hubert Dasiak, Alex Meret, Davino e Russo, la coppia di collaboratori di Rudy Garcia, Stéphane Jobard e Claude Fichot. Abbiamo Irving Lozano con Giovanni Simeone, Elif Elmas e Piotr Zelinski, Amir Rachmani con Leo Ostigard, Nosau Baritin con Alessandro Zanoli, Alessio Zerbin con Giacomo Raspadori, l'ultima formata da Matteo Politano e Michael Foloruncio, presenti in questo momento sul terreno di gioco. Te la butto lì, Marco. Tra queste coppie, quale vai a scegliere da un punto di vista tecnico? Una coppia su cui punteresti sul calcio tennis tra tutte queste qui di oggi? Sarò banale. Vediamo se siamo d'accordo. Io, per quanto riguarda il freestyle e tutt'altro, Foloruncio Politano, perché il brasiliano, Claudio, i brasiliani hanno quel brio in più, no? No, dicevo il brasiliano tipo Juan Jesus, che però ok. No, però dico Foloruncio è super. Mi hai preso un po' di enorme contropiede. No, intendo che appunto no, forse appunto si dice. No, i giocatori sono super. Magari Juan Jesus e Nathan, se dovesse arrivare. Io spero che Nathan non arrivi, onestamente, dal Bragantino, non dal Brigantino. Però sì, no, Politano e Foloruncio. Io invece avrei puntato su Elif Elmas e Piotr Zelinski. Vabbè, tutta tecnica. Ovvio, se devo chiederti, se io devo scegliere la coppia più tecnica, vado a scegliere loro. Questo è poco ma sicuro. Soprattutto Piotr, invece Elmas magari un po' più, diciamo, esuberante, che fa una rovesciata. Sì, però vediamo anche Victor Osimhen estremamente al lato di Politano. Tira una bordata verso l'altro lato del campo, sì, perché ha vinto. Fischio, ha vinto con Foloruncio, vedi come la sua minima fa Zanoli, butta la palla a Rivisondoli praticamente, forse perché ha perso. Sì, anche andata oltre la cancellata, al di là della cancellata per la palestra. Però vediamo un po' adesso cosa succederà in questa seduta di allenamento. Non siamo arrivati allora. No. Siamo arrivati in questo. Però vediamo ancora una gara
in ultima in fila lì. corso dovrebbe essere Elmas Zelinski con Ostigard e Rachmani. Proprio lui. Li vediamo ancora impegnati. Vediamo quale sarà la coppia vincente. Vediamo Elmas, l'alza per Zelinski di testa, Ostigard, Rachmani. Entra di nuovo Gaetano, che anche lui va a visionare come Osimhen la situazione. Saluto i tifosi Gaetano, quindi sempre lui grande affetto da parte dei tifosi. Ricorderai l'anno scorso dal palco di Castellisangro quel suo voglio segnare al Maradona, e così è stato. Contro l'Inter, caspita. Un bellissimo gol, tra l'altro, che chissà se ripeterà in questa stagione anche con la maglia azzurra, però io sono un po' poco fiducioso, non so. Forse il fatto che lui non abbia questo infortunio ancora da smaltire magari lo costringerà, fra virgolette, a non avere offerte, quindi a restare a Napoli, chissà, vedremo. Abbiamo visto Fononscio e Zerbin cercare la porta dalla distanza, tutti gli altri compagni si sono diretti. Io adesso non so se sia una finale. Per come si sono messi in cerchio gli altri azzurri a guardare, sembrano molto interessati, quindi magari forse la finalina del mini torneo che hanno fatto. Si avvicina anche Osimhen. Dobbiamo festeggiare Ostigard, la partita di tifoso, però si continua, allora sì, tutti fermi tranne l'ultima partitina ancora in corso. Quindi Ostigard, Rachmani contro Elmas Zelinski. I calciatori azzurri sono coro per Osimhen, che risponde con un applauso al saluto dei tifosi. Vediamo, guarda, ci sono tanti calciatori che sono praticamente seduti sul terreno di gioco, spettatori interessati di questa partita di calcio tennis. Ma io lo chiedo anche a voi che ci state guardando su YouTube, su Calcio Napoli 24 TV, in televisione canale 79, chi vince questa sfida di calcio tennis? Anzi, vedo Rachmani e Ostigard, in realtà però c'è anche un'altra coppia. Allora, Rachmani e Ostigard sicuro, e poi Di Lorenzo Contini. Quindi dovrebbe essere questa la finale. Sì, perché sono tutti in cerchio a guardare. Devi vedere l'ansia per loro, guarda, per vedere chi. Poi Ostigard, vediamo se l'elevazione di Ostigard sempre però il calcio tennis è un po' troppo semplice. Infatti devi fare che Contini anche non male. Tra l'altro poi anche i partiti si impiegati in questo esercizio, perché poi migliori anche la tecnica individuale. Cattivo punto Rachmani, per Rachmani, piazzato sotto rete, è andato quasi a muro sulla giocata di Contini. Marco D'Alessandro, vorrei sfatare questa cosa, guarda, onestamente. Vediamo se il 12 agosto faranno una conferenza stampa, così ci spiegano gli obiettivi per quest'anno. Il 12 che il ritiro finisce. Allora, il Napoli lascerà Castellisangro nella serata l'11 dopo la partita. De Laurentiis ha semplicemente detto che alla fine di entrambi i ritiri, ovvero quindi dal 12 agosto in poi, lui potrà trarre le conclusioni sugli obiettivi stagionali della squadra. Non ha detto che farà nessuna conferenza stampa o che dirà alcunché, ha solo detto che dal 12 in poi, a fine di entrambi i ritiri, con il mercato che quando lo disse lui ipotizzava si potesse sviluppare entro il 12, ritengo che difficilmente si concluderà qualcosa entro il 12, ma magari solo un acquisto arriverà, ma lo ritengo comunque difficile, e quindi non ci sarà nessuna conferenza né niente, fu solo una frase detta da De Laurentiis, giusta tra l'altro, come a dire a fine ritiri potrò tirare le somme, punto e basta. È ovvio, il primo indizio era, se andate a vedere, il 12 agosto inizia anche il campionato francese, quindi si parlava, quando era in atto l'idea Osimhen Paris Saint-Germain,
il 12 capiremo se Osimhen sarà del Paris Saint-Germain o ancora del Napoli. Di sicuro credo non più del Paris Saint-Germain, perché ormai si è Sì. defilato. E per quanto riguarda poi adesso la questione del mercato arabo, dobbiamo capire un po' quanto possa essere concreta questa idea di nuovo del Al Hilal per Victor Osimhen. Ricordiamo una decina di giorni fa, anche la settimana scorsa, si era parlato di una ipotetica offerta economica da 140 milioni di euro al Napoli e da 60 milioni di euro all'anno al calciatore. Tutto punto per Di Lorenzo e Contini. Chi vince, Claudio? Non sto mantenendo il punteggio. Io dico, chi ha sensazione? io dico Di Lorenzo Contini perché è il capitano, è il suo compleanno, Regalo. fa 30 anni, Regalo per lui. con tanto di foto magari con i tifosi alle spalle. Beh, qui stai proprio facendo tutta la sceneggiatura. Sì, assolutamente sì, io sono per le belle storie e oggi perché non arrivare a questa conclusione, a una situazione del genere. Però Ostergaard e Rachmani comunque sono cattivi. Vogliono Ostergaard è un altro che durante le partitelle vuole sempre e solo vincere, come è giusto che sia. Arcigni. Bravo, Arcigni. Non mi vedeva il termine giusto. Cazzuti, come direbbe De Laurentiis. O sbaglio, è il termine che usa sempre. Assolutamente. E tra l'altro ritengo sia ancora in panchina. Sì, ha seguito tutta Ma che succede? L'ho chiamato. Forse in collegamento con me? No. Ti piacerebbe, ammettilo. Magari. Guarda che col telefono in mano, attenzione. Magari è in linea col Brasile? Che dici? Chissà. In linea con... Possiamo avere qualsiasi genere idea, sì. Però è bello fantasticare. E tipologia di illazione e di pensiero. Lo chiamano tra l'altro, è Aurelio, come se fosse un po' il nonno di tutti, un po'. E questi sono dei ragazzini, quello che lo hanno chiamato, qui presenti in tribuna centrale. Ha vinto Di Lorenzo. Claudio, tu sei un maestro di previsione. Ha vinto Di Lorenzo e Contini, che esultano come non mai. Coro anche per il capitano, tanti auguri a lui, ribadiamo, oggi fa 30 anni. E ora dove Ciro Sarpa per la foto? Che sono sicuro che gli faranno la foto. Ora De Laurentiis è a telefono proprio, quindi non solo telefono in mano ma telefono anche all'orecchio per il padron azzurro che passeggia a bordo campo. Bella questa immagine di lui che passeggia a bordo campo. Va avanti e indietro per lunghi tratti. Gli azzurri invece intanto si stanno dirigendo verso la nostra parte di campo. Ritengo che la seduta sia terminata, quasi un'ora di calcio tennis. Una cinquantina di minuti, sì. Minuto più, minuto meno. Con una squadra vincitrice, quella formata da Nikita Contini e Di Lorenzo, evidentemente è stata una vera e propria elimination match a eliminazioni. Cosa succede intanto? Rachmani. Rientrano tutti i calciatori. Non è stata comunicata una seduta di allenamento. Parla sul terreno di gioco Gianluca Gaetano con Mauro Meluso. Eccolo. C'è anche Edoardo De Laurentiis, il vicepresidente azzurro, Beccaccioli che chiacchiera con Simeone e Lozano. Tutti dentro, tranne Tommaso Starace, De Laurentiis, Meluso ed Edoardo De Laurentiis. C'è Tommaso Starace che va a salutare i tifosi con la sua andatura ciombolante. Chissà se se andrà magari a salutare, a ringraziare per l'enorme bandierone
nel settore distinti. E il coro, Tommaso. Vabbè, bella scena questa, dai. Questo è poco ma sicuro. Io vorrei sapere chi è il tifoso che ha dedicato la bandiera, la vorrei conoscere. Spero È un che... po' come quella lì che ci fu per Luciano Spalletti, che poi è entrato in possesso di quel non lo bandierone sapevo. nelle varie I vari saluti? tra i vari saluti ovviamente tifosi c'è stata anche la possibilità di avere quel bandierone. Lui l'aveva anche chiesto qualche settimana prima quando era uscito sugli spalti, e poi nelle foto anche delle feste che De Laurentiis ha tenuto a Montaione nella sua tenuta è spuntato vero, sì. il bandierone con il suo volto. Continua la telefonata di Laurentiis, che ora si è spostato proprio in campo, non è più a bordo campo, ma proprio dentro al campo, approfittando del fatto che gli azzurri sono usciti dal terreno di gioco. Vabbè, lo vedo molto sereno e tranquillo, quindi di sicuro non sono cattive notizie, dalla sua mimica quantomeno e dal suo atteggiamento. Questa. E ora i tifosi iniziano a lasciare anche la tribuna dopo che i distinti sono già svuotati. C'è ancora qualche reduce che spera, aggrappandosi al plexiglass, di avere qualche firma, ma ritengo, Claudio, che oggi niente bonus. Chissà se domani potrà esserci qualcosa. Vado per un'idea perché sarà una seduta aperta. Domani mattina, secondo me, sotto al sole non è semplice, no. Però potrebbe anche essere una non c'è mai eventuale idea. Fine alla provvidenza. La seduta è ufficialmente finita. Anche i tifosi lasciano il settore Authority. Ospiti qui telefonata sotto la finita nostra per postazione, così come il settore distinti e la curva nord, che risulta esaurita come tutti gli altri settori dal sito di Ticket One per l'amichevole del 6 agosto, domenica, dopodomani, contro i tedeschi dell'Augsburg. Chiacchierato adesso con Meluso, Edoardo De Laurentiis e il sindaco Caruso per il patron Aurelio. Che appunto parla con il sindaco. Magari stanno parlando sempre di qualcosa di operativo, chissà. Vediamo il nostro amico Biagio, che sicuramente proverà a fare la partita di carte con De Laurentiis. Poi magari lo racconteremo se accadrà. Sì, abbiamo visto anche il mazzo di carte proprio pronto per la partita. La prima ci fu all'hotel al Palazzo Petrucci a Napoli, quando ci fu la presentazione del ritiro di Castel di Sangro. Il link c'è sempre alla fine. Penso che Tommaso Starace sia sotto il settore, vero, a fare autografi, non so di cosa. È sceso il signore col bandierone, guarda, è proprio lì, sotto di lui. Evidentemente staranno, tra l'altro, vedendolo più sotto, il bandierone è enorme. È assurdo. Ovviamente gli racconterà un po' come sia nata questa idea. Spero Tommaso Starace è uno dei beniamini di tutti i tifosi del Napoli, ma non da adesso, da 30 anni. L'unico Tommaso della società che ha vinto tutti e 3 gli scudetti. Esattamente. Un dato di fatto. È il suo personale record. Posso dire che Aurelio è ancora qui? No, sì, Aurelio è ancora qui. E Biagio lì non riesce a parlare con De Laurentiis per invitarlo alla sfida di 3-7. Bisogna capire un po'
se nei prossimi giorni comunque ci sarà una, non la definirei operazione simpatia, perché non è un'operazione simpatia, però almeno un avvicinamento dei calciatori dei calciatori ai tifosi, dopo una prima sessione di autografi nei giorni scorsi che ha visto quasi 10 calciatori azzurri con i tifosi. Vediamo un po' se ci sarà una ripetizione della sessione di autografi anche nei Tanto c'è nei Lorenzo prossimi Russo giorni. qui proprio sotto di noi, Credo che stai cercando qualche parente. o amico, comunque, essendo questa tribuna coperta per gli sponsor e gli ospiti della SSC Napoli. Quando sono le 18:55 non sappiamo, chiediamo un po' aiuto anche alla regia per avere l'ok quando staccare questa nostra lunga diretta. Abbiamo visto il torneo di calciotennis vinto nel giorno del suo compleanno da Giovanni Di Lorenzo e Nikita Contini e poco altro in questo pomeriggio. Più tardi vedrete anche la fotogramma integrale della seduta di allenamento da parte di Ciro De Luca, però aspettiamo comunque un ok da parte della regia. Chiedo di mettersi in contatto con noi Emanuele Bernardo, anche perché il campo si è praticamente svuotato, è rimasto davvero soltanto Tommaso Starace con chi ha esposto il suo bandierone, e quindi siamo al termine di questa nostra lunga diretta. Domani mattina siamo in attesa di comunicazioni ufficiali, ma la seduta di allenamento da programma è open alle telecamere, quindi ve la faremo vedere con il nostro Vittorio Bernardo in camera e Emanuele Bernardo in cabina di regia. Marco, Claudio. Noi siamo al termine. Sì, però ci rivediamo fra pochissime ore, di fatto, alle 9:30 di domani mattina, penso che saremo, anzi alle 10 più o meno. Inizia alle 10, noi siamo in diretta da prima, sicuramente. 9:30 più o meno saremo qui come ogni giorno a raccontarvi con le telecamere la diretta open questo allenamento mattutino che sarà di vigilia per Napoli-Augsburg. Sì, aspettiamo l'ok dal Napoli, ma da programma è aperto, quindi non ci resta che salutarci e ringraziarvi per averci seguito sul nostro canale 79 del Digitale Terrestre Napoli e Caserta, sul nostro canale di YouTube. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguiteci in televisione. Da Claudio Russo e Marco Lombardi un saluto a tutti, buon proseguimento di serata sulle nostre frequenze.